Buonasera cari Buonasera a amici tutti. e benvenuti anche questa sera che sono le 7 di che giorno? Del 15 agosto, no, settembre. Settembre, magari. Settembre del 2022, ci è arrivata la bolletta corrente, ma siamo ancora vivi. Siamo vivi? Il pacemaker ha tenuto, siamo sul pezzo come al solito e siamo contenti di essere qui con voi anche perché abbiamo uno sponsor ufficiale. Fai Questa vedere il sera, petto. aspettate, Non far aspettate che... vedere troppo tu perché hai su un balconcino che amore, la natura. viventi, queste sono le magliette, anch'io ho un balconcino, misura 3, un Un po' più giù. pochettino, ma quella è la Allora, minigonna. oggi la Sì. diretta è sponsorizzata da Viventi, è Da- un giovane marchio Esatto, che si, emergente che sta sì, che si perché occupa di temi sociali, Gianni, ha tutta una linea di magliette, niente, gadget, esatto. che qualcuno scrive, non posso assistere, sto lavorando. Sta lavorando, ma Allora, Facebook, però iscriviti per il semplice fatto che sì, non manca, sappiamo chi sei perché non purtroppo. si vede. Noi stiamo Mm. trasmettendo da una piattaforma che raccoglie ben 3 canali contemporaneamente, quindi questa piattaforma è un'interfaccia Ah, e non ha una comunicazione diretta con Facebook. Quindi, amici che venite da Facebook, mhm, dovrete autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Quindi mm. fate un passo indietro, se siete già nella schermata della diretta, tornate nella pagina del gruppo Facebook, che per quelli che non lo conoscono, il gruppo Facebook dal quale trasmettiamo si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, quindi se volete entrare, se volete vedere il materiale che condividiamo, se vi interessano queste discipline, troverete moltissimi strumenti e cose gratuite, quindi iscrivetevi nel nostro gruppo Facebook. E tornando quindi indietro al gruppo, cercando il post della diretta, in alto nella descrizione del post troverete questo link che cita www.streamyard.com/Facebook. Quindi si apre una altra schermata dove dovrete confermare l'autorizzazione. Benissimo, una tantum, quindi si fa solo una volta nella vita e dopodiché non occorrerà più ripetere questa autorizzazione. Allora, vediamo che c'è già qualcuno, ci sono qua 4 prodi spettatori. Beh, No, non aumentiamo, ammazzatevi, non ammazzatevi. non, Beh, non accalcatevi, la distanza. distanza sociale. Beh, Va però bene, scherzi a loro lo parte. sanno che quando devono vedere la mia diretta vogliono la mascherina. La mascherina, tu Sì, anche lei ha la maschera. io indosso un Una maschera. mascherone, no scherzo, non... È vera, è vera. Sono Allora, così. ricordiamoci tutti 2 o 3 cosettine. La prima è che il Legare Manetto Veneziano dal 2015 hanno fondato il sito del Capitano, no? Praticamente abbiamo fondato nel stesso periodo questo sito che serve per poter divulgare la radionica, la radiestesia, la magia e anche prodotti di qualità esoterici che vendiamo. Giusto Ilde? Vuoi parlarne tu? Esatto, il sito del Capitano, come diceva il Marietto, è online dal 2015. Dal 2015 si occupa di divulgare circuiti radionici che un tempo erano esclusivi, Appannaggio. esatto, un appannaggio esclusivo di gente facoltosa che poteva permettersi certe conoscenze. Quindi il pregio del Marietto è quello di aver reso questa disciplina abbordabile, accessibile a tutti. E infatti gratuitamente dal nostro sito potrete scaricare dispense che contengono questi circuiti. Per quelli che non sanno cos'è un circuito radionico, bene, allora troverete sicuramente non solo le spiegazioni all'interno del nostro sito, ma anche nei nostri canali YouTube. Vi ricordo, per quelli che possono magari essersi collegati da altri canali, vale a dire se siete nel gruppo Facebook e non sapete quali sono i nostri canali YouTube, allora cercateci per nome, vale a dire il canale YouTube del Marietto Veneziano si chiama proprio Marietto Veneziano, il mio canale YouTube Ilde Garda. Nei nostri canali YouTube, nelle sezioni playlist sono raccolti moltissimi video che spiegano e divulgano queste discipline delle quali ci occupiamo. E quindi tutto quello che è contenuto nel sito è poi spiegato e approfondito nei nostri canali.
Trovate veramente tantissimo materiale, ma non solo, ci sono anche dispense. Beh, grazie Lorella, vedo adesso, scusami, ero tutta presa dal mio pippone. La vede Vedo quando adesso, parte, la vede vedo quando adesso parte. che Lorella ci ringrazia, bene, è un piacere, grazie, noi l'abbiamo fatto veramente con tutto il cuore e quindi fin da subito trovate materiale per mettervi nella condizione di intervenire già nelle vostre cose, quindi nella vostra vita, tramite le onde di forma, come ho detto con la radionica, ma nel sito, nella sezione shop, come già vi ha anticipato il Marietto, trovate anche quelli che sono i nostri prodotti, i nostri interventi professionali, tutto quello di cui ci occupiamo. Esatto, cioè praticamente il nostro Esatto, questo è il nostro cavallo di battaglia, il nostro ciondolo, io non posso, ormai è una vita che ce l'ho, questa è la prima versione tra l'altro, è una versione nichelata, infatti ha questa colorazione tipica dell'ottone lavorato. Quello che vedete invece in sovraimpressione è un ottone naturale, non è stato nichelato, quindi per quelli che potrebbero avere delle intolleranze, delle allergie o delle difficoltà, magari anche dermatiti o comunque una pelle sensibile, questo non porta assolutamente problematiche di alcun tipo. È un ciondolo che proviene dalla tradizione cabalistica ed è stato lavorato e programmato tramite radionica e radiestesia, quindi il lavoro che è stato eseguito su questo ciondolo è studiato e mirato per la protezione, la difesa di qualsiasi forma di interferenza negativa per il suo fortunato possessore. Abbiamo messo su anche dei programmi per l'armonizzazione, il riequilibrio dei corpi sottili, delle energie, per caricare le persone, perché spesso proprio perché abbiamo e ci confrontiamo con molti momenti, molte difficoltà nella vita, spesso ci scarichiamo di magnetismo. Quindi questo ciondolo si prepone di mantenere sempre una carica energetica di un certo tipo. Ma vado a rispondere, scusate. Scusate, poi abbiamo anche i sigilli di Mosè. Importante capire il valore di questi sigilli. Sono sigilli fatti, divulgati a Mosè. Il problema è che molti pensano che Mosè era solo un profeta, ma non era un profeta, un pastore, era anche un militare ed era un generale. Quindi quando lui usava la magia, divulgava la magia, insomma, si operava, no? Dovete sempre pensare che aveva una mente militare, una mente piuttosto importata sul fare, no? Quindi noi abbiamo pensato di divulgare ultimamente, proprio per la crisi che sta attanagliando, come sia Hildegard che Marietto Veneziano già qualche anno fa spiegavano che sarebbe arrivato questo periodo importante, e quindi per chi vuole ci sono questi sigilli di Mosè che sono di 3-4 mila anni più vecchi di quelli di Salomone. Di Salomone, esatto. Quindi sono più importanti, anche il costo chiaramente è più importante, ma li valgono tutti. Poi abbiamo i nostri sigilli classici di Mosè, che sono importantissimi anche questi. I sigilli salomonici Scusate. sono sigilli preposti per riequilibrare quelle che sono le influenze planetarie che riceviamo come patrimonio al momento della nascita. Sono comunque influenze che non sempre sono benefiche, pertanto è possibile tramite questa antica tradizione sempre di origine cabalistica, ermetico-cabalistica, apportare dei correttivi che raddrizzano un po' il tiro di questi influssi planetari. Attraverso appunto tutta una serie di entità o intelligenze divine che potremmo banalmente definire angeli, e che in realtà detengono dei ruoli, compiti e scopi fondamentali per quello che è l'organizzazione di questo piano dell'esistenza e del nostro percorso spirituale personale. Quindi si vanno ad individuare gli aspetti carenti o difficili del vostro quadro astrologico e si rafforzano con gli opportuni sigilli o con i correttivi appunto di questa straordinaria tradizione. Quindi se avete delle situazioni che tendono a ripetersi, delle circostanze difficili dove non riuscite o sentite di non riuscire a esprimere al pieno il vostro potenziale, allora rivolgetevi a noi se volete o desiderate
un intervento mirato sulla vostra situazione e che sia un correttivo anche nel tempo, i sigilli sicuramente vi possono dare una mano, proprio perché così come gli influssi astrologici lavorano dallo stesso livello astrale, quindi vi influenzano in questo caso in modo rettificato e quindi nel tempo producono i risultati di correzione che vi auspicate. Ovviamente non ci si adagia su un qualcosa esterno, è sempre importante fare un percorso personale per il quale comunque siamo a vostra disposizione. Infatti possiamo seguirvi, oltre che per darvi queste stampelle, anche per lavorare con una programmazione interiore, quindi con un percorso di consapevolezza attraverso lo studio degli archetipi, dei simboli, proprio con un lavoro di programmazione del subconscio. Quindi sappiate che possiamo fare veramente molte cose insieme e che i risultati sono commisurati al vostro impegno, al vostro sforzo e alla vostra costanza. Non vi aspettate che tutto provenga dall'operazione che viene fatto esternamente da voi metterete sempre un impegno, una partecipazione, siete chiamati in prima persona in termini di responsabilità nella vostra vita, quindi noi ci siamo, potete contare su di noi, un consulto tra l'altro con noi ha un costo di 20 euro, dura 45 minuti, possiamo studiare insieme la strategia per migliorare, per portare dei progressi, dei miglioramenti nella vostra vita. E poi c'è anche l'arsenale della ritualistica, esatto, quindi abbiamo veramente abbiamo tutto, anche questo. molte cose che possiamo fare insieme. Benissimo, allora vi ricordo che questa diretta, lo ripeto, è stata sponsorizzata da Viventi. Sì. Vi dicevamo che è un ragazzo Viventi. giovane, in gamba, che ha a tema, cioè a cuore i temi sociali, ha tutta una serie di gadget, magliette, per diciamo la difesa degli animali, la difesa dei diritti umani. Andate a sbirciare, vi mettiamo poi il link del suo store, chiamiamolo così, su Redbubble, e quindi potrete vedere insomma le tantissime cose anche carine, sensibili e sensibilizzanti verso certi temi. Quindi ringraziamo Viventi. Certo, che ha reso Viventi, questo che è spazio il nostro sponsor ufficiale per un periodo, adesso vediamo. Allora, domande. Come formulare la domanda? Mettete il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro. Cosa significa? Domanda mirata, niente cose generiche, niente come andrà l'amore o il lavoro nel prossimo periodo. Date delle indicazioni, ad esempio lavoro in questo posto da X tempo, però le cose, insomma, voglio vedere se ci saranno dei cambiamenti sul lavoro, oppure se arriva un'altra proposta, cioè cercate di essere specifici. Più la domanda è particolareggiata, più la risposta è precisa. Nella domanda, quindi il nome, la data di nascita, niente segni zodiacali, non servono, sono scie deboli, niente nomi puntati, non significano nulla, cioè a livello energetico non è una scia, un testimone raggiungibile. Quindi se anche la domanda viene posta per esempio come va il rapporto con un'altra persona, dovete mettere il nome e la data di nascita della persona interessata. Benissimo. Iniziamo con se c'è la nostra Margherita. Ok, Margherita, allora, speriamo che tu sia sopravvissuta al nostro pippone. Al nostro pippone. Allora, se sei fra noi, se sei ancora viva, batti un colpo. Esatto, perché se sei fra noi ti rispondiamo, abbiamo ricevuto la tua domanda, vogliamo darti la possibilità di ottenere questa risposta, visto che anche per noi il lavoro è qualcosa che ci sensibilizza, quindi vediamo Margherita, se ci sei scrivilo, scrivi presente, scrivi ci sono, altrimenti passiamo alla prossima domanda. Bene, passiamo alla prossima domanda. Allora, Milena, nostra Milena o un altro concorso per dogana? La Sara. Allora. Grazie Sara, vedete che commenta, effettivamente Sara. Milena c'è. Allora Sara, mi raccomando,
domanda formulata in modo chiaro, metti il tuo nome, la tua data di nascita, quindi la domanda precisa, se la domanda riguarda un'altra persona, nome e data di nascita dell'altra persona e via in coda che ti rispondiamo. Ok, allora Milena, Mili, ho un altro concorso per la dogana, sarà quello giusto, vediamo. Attenzione, fai tu, vai. Ok, allora vediamo per la Milena, quindi cambiamenti, vediamo un po'. Già parte in salita. È difficilina qua la faccenda. Già parte col freno a mano tirato. È un po' difficilotta qua la situazione, vediamo un po'. Già partiamo un pochettino, Qua è un po'... È un terreno ostico la dogana, vediamo. La dogana. Qua ce n'è una rovescio. Che abbiamo combinato? Ho avuto un consulto al fuoco. Al fuoco, al pepe prima. Ecco qua. Allora, dunque Milena, diciamo che è una situazione, partiamo da una situazione un po' complessa, quindi vedi già la carta dei deliranti ci spiega un po', non so se proprio i termini di questo concorso, di queste verifiche, di queste cose poco chiari, quindi ostacoli, forse la situazione può essere stata rinviata o confermata all'ultimo minuto, diciamo che ci dà l'idea di una situazione un po' in salita, quantomeno all'inizio. Probabilmente anche le cose che vengono richieste per effettuare questo concorso non sono le solite, ecco, quindi un po' di difficoltà già all'inizio, però ecco che vedi le difficoltà nel comprendere quando e come e poi arriva questa risposta, quindi c'è questa chiamata. Ecco, il concorso non dovrebbe essere tanto in là, quindi sembra darci già una risposta in tempi brevi, quindi come se il concorso avvenisse a stretto giro e si vede che comunque anche qui ci metterai sicuramente tutto il tuo impegno. Vediamo che stai veramente dando il massimo in termini di coinvolgimento, di impegno per quello che sono questi ambiti, no? L'ambito nel quale cerchi di realizzarti. Diciamo che non è facile però, qui non so se la selezione è stretta, non so se ci sono effettivamente delle situazioni già coordinate o che in qualche modo intervengono, quindi c'è come una regia dietro, non è facile. O i posti sono veramente ridotti o è un pro forma di quelle situazioni dove già sanno a chi assegnare. La regia è stata vedi che ci sono e poi anche il tipo di competenza richiesta è molto specifica, molto particolare. Comunque non significa che non ci sia in termini di graduatoria giustizia. Ecco, cioè un apprezzamento anche. Darà una giustizia e un aiuto. In ogni caso aprirà delle altre circostanze, delle altre Sembra opportunità. Che faccia credito di appunti. Sì, qui qualche cosa muoverà. Non so, diciamo che se è in due parti, la vecchia signora può parlare di un secondo incontro dedicato a un incontro orale, quindi verbale, qualcosa dove ti vedranno di persona al di là di uno scritto. Quindi c'è la possibilità che con tante difficoltà comunque si passi alla seconda fase di questo concorso. Quindi poi se non è quello, comunque ti aprirà qualche altra opzione. Diciamo che siamo sul pezzo. Sì, però non è facile. Guarda che sembra che sia già un po' tutto scritto. Sì, sembra che sia un po' una situazione di facciata più che altro, però vabbè, diciamo che siamo sul pezzo. Tu fai bene però a farlo, perché ti dà dei crediti o comunque la possibilità di farti avanti in altre direzioni. Allora, abbiamo detto... E abbiamo la nostra Margherita ha detto che c'è,
Perfetto, purtroppo le connessioni non sempre rendono la cosa immediata, quindi vediamo. Troverà lavoro la nostra... Vuoi mescolare tu? Mm. Tieni. Vediamo per Margherita, La nostra 7 Marghe, ottobre del 62, vediamo se trova lavoro. Vediamo un po' la nostra signora Margherita. Un po'. Mi raccomando, se fate la domanda cercate di restare collegati per la risposta, se vediamo che non rispondete. Diciamo che insomma Margherita non è stata con le mani in mano, si è insomma data da fare, ha cercato il taglio... agganci, insomma. Il taglio pare evidenziare non è debole, molte occasioni, molte occasioni di, per esempio colloqui, incontri, ma anche di avere informazioni tramite le conoscenze, le amicizie. Però vedi, c'è qualcuno che rema contro la nostra... Noi li leggiamo solo al ma dritto. prima ho avuto un paio di consulti un pochettino al fulmicotone. Sì. Allora il Sibilo intanto... Allora, guarda, devo dirti che nella linea del passato ha dato delle opportunità, sembra anche tramite l'intervento di una conoscenza o comunque qualcuno che ha cercato di darti una mano. E magari sono state occasioni però a breve termine, quindi cose, vedi, caratterizzate da carta della giovane fanciulla, niente che avesse poi un seguito o comunque a tempo determinato. Ora cosa si vede però? Che questi aiuti sembrano venire un po' meno o causare quasi per paradosso un ostacolo per te, quindi forse è meglio se non conti ancora sul sostegno di qualcuno, perché invece potrebbe causarti più difficoltà che altro. Però lo stesso ci sono delle opzioni, delle opportunità, via. Potrebbe Questa essere... è la linea presente, Esatto, potrebbe essere, vista la carta della speranza, come collegata a svaghi, momenti di viaggi, gite, quindi anche a periodi vacanzieri, che possa trattarsi... Mi è venuto un input dello sponsor, perché Viventi il nostro sponsor. Red Double, cercate Viventi. Scusa, sì, scusate. Allora, anche noi viviamo di sponsor. Certo. Allora, qui cosa si vede? Potrebbe avviarsi la possibilità di una ricerca legata a lavori di natura stagionale. Magari ora si apriranno le stagioni invernali, chissà che questo non possa fare anche al caso tuo. Di fatto comunque arrivano delle opzioni, quindi non è una cosa tutta così preoccupante, però mi raccomando, perché qua l'interferenza di questa persona non la vedo di buon occhio, non ti affidare troppo ad aiuti. Allora, cosa si vede nel prossimo periodo? Consolante sorpresa, malato bambino. Bene, arriva... Vedi, come ti dicevo, più opzioni ed evidentemente avrai la possibilità di scegliere in cosa avviare, in cosa cominciare, cosa portare avanti, e qui ci sarà una qualche difficoltà perché, vedi, le carte che seguono parlano effettivamente di spostamenti lontani. Quindi io non la vedo come una cosa, un'apertura tanto vicino o dietro casa. Faresti bene a cercare, come già ci dà l'indicazione del presente, più lontano da casa, quindi espandi la ricerca. Certo, possono esserci dei costi legati a un trasferimento, e quindi quasi certamente questa carta della gelosia ci mette di fronte a molti dubbi e molte perplessità legate anche a un eventuale investimento in termini di spostamento. Possono essere le spese di viaggio, le spese della benzina o proprio il vivere fuori, però di fatto è l'apertura più possibile, più probabile che si vede per te nel prossimo periodo. E guarda che nell'esito ladro, stanza, donna di servizio, matrice potrebbe dirci che ti nasce un'occasione quasi inaspettatamente di sostituire qualcuno, però sarà un lavoro nel quale avrai modo di metterti in evidenza, perché risulterà essere alla tua portata, richiede molte competenze, la possibilità di lavorare in molte direzioni e quindi anche di appassionarti a quello che farai.
Ok, quindi secondo me è un sì poi, trovi lavoro, però ecco, ci sono due situazioni da tenere sott'occhio, questa interferenza data da qualcuno che magari cerca di aiutarti e può invece causarti più difficoltà, e questa problematica legata al viaggio, che non escludo possa essere non solo in termini economici, ma anche la possibilità che qualcuno ti causi problema all'idea di spostarti. Quindi occhio che non ci sia qualcuno che forse non vuole o ha paura di perderti perché ti allontani. Qua è da chiarire, tu sai. Mhm. Vediamo. Andiamo avanti. E abbiamo la Vediamo un nostra po'. Sara, La Sara. la nostra Sarina, no, Francesco del 79. E Sarina è del 92. Ok. Bella data il 92. Eh sì. Sì. Eh sì. Sì. Allora, bene, togliamo il commento che si vede adesso. Grazie, Sara. Allora, Sara vuole sapere, dunque, ok, bene, vuole sapere quando vede Francesco, ok? Quindi, perché l'ho letto, fra quanto lo vedo, vediamo dunque. Fra quanto lo vede? Vediamo un po'. Dunque, Sara e Francesco. Francesco, fra quanto? Fra quanto si vedono, vediamo un po'. La Sara. Sara. E Francesco. Vediamo un po'. Sì. Avanti Marietto, fai Avanti tu. Marietto. Avanti allora, Savoia. La Sara è in attesa, e aspetta della risposta, della chiamata. Un messaggio, qualcosa di importante. Sì. La vede in trepidazione e ha paura quasi che il messaggio non arrivi. Speriamo che non abbia Vodafone, perché sennò insomma Vodafone è una croce, ho sentito dire. Io Marietto queste cose non le dice, però non faccio pubblicità, però a sentire c'è da tremare chi ha quella compagnia. Sara, qui la situazione è positiva, cioè in finale c'è. Allora, vai tu. Sì. Allora, sicuramente ci sono state di recente molte occasioni, adesso al di là della domanda in sé, della contingenza, del si sentono o non si sentono, ci sono comunque stati di recente dei chiarimenti e quindi anche delle situazioni dove c'era volontà, desiderio di anche forse di trarre soddisfazione da certe cose. Quindi magari c'è stato qualche gesto che è stata una soddisfazione dei tuoi bisogni, ma anche la causa di come dire, vedi, magari si è causato qualche preoccupazione, qualche pensiero o da queste soddisfazioni la preoccupazione che magari venisse richiesto o fosse necessario ulteriormente darne altre. Vedi, l'allegrezza al cuore a volte parla anche di altre cose, certo. di rimarcare altre opzioni, altre possibilità. Adesso ti devo dire che c'è il pensiero, è un pensiero tormentato comunque, non sta bene. Francesco si vede che è un po', ha anche delle paure, chiaramente, la paura di perderti. Attenta però, qui compare donna maritata nemico, quindi attenzione, c'è una persona che controlla un po' la situazione, che magari ti informa, che spia, ma non è pericolosissima, non è pericolosissima, però può causare però attenzione, perché quando ci sono di mezzo queste due carte, quindi attenta che qualcuna o qualche persona non possa invece che aiutare e causare qualche incomprensione in più. Ok, quindi attenzione. Sì. Di fatto denaro, mercante e superbia ci dà un po' l'idea di essere un po' arrivati al dunque su vecchie questioni che chiaramente devono essere comunque affrontate. Sviscerate. Esatto, affrontate, valutate, soppesate. E vedo che il Francesco è molto molto attento, sì. Molto attento, però lì mi sembra molto attento, con l'occhio vigile, sembra un farmacista quasi. Sembra
È anche un tipo con un carattere un po' particolare. Esatto, è chiaro non che è tanto un... bisogna non chiudersi in posizioni orgogliose e cercare Esatto. anche di trovare un compromesso nelle divergenze. Sì, una Quindi, via di mezzo, ecco, sì. sicuramente sfoceranno queste divergenze in un po' un conflitto, E insomma alimentate sono due forse carte un anche, pochettino, non sono leggerine, alimentate forse anche da Whitewashers, è una cosa qualcuno. un po'... Sai che spesso i deliranti sono anche quegli tutto interventi di persone che parlano, che quindi che dicono di mettono tutto e di più, enfasi. zizzania anche. Quindi attenta alle cose E che vengono poi, esatto, e riportate. poi mi sembra che siano detti di nascosto. Non è che magari qualcuno dice qualcosa che non è vero. C'è sempre il rischio di qualcuno che amplifichi forzatamente un po' Cioè le che vede cose. da Mm. un filo d'erba, un albero, una prateria. Ecco, di esasperare un po' Esatto, determinate sì. cose. Però io vedo che lei è Però forte, eh. La sì, nostra Sara è forte, è una donna che vincente poi, perché questa è una carta vincente. ma è anche comunque un'apertura di fronte a questo scontro, che potremmo dire Sì, così, Sara, su quelle che sono le divergenze che ciascuno dei due osserva, perché entrambi riconoscete che avete una prospettiva diversa che va un po' conciliata. Del Però resto io il devo dire mercante, che da questa ma stesa nell'esito, si vede che la Sara è più forte. ma la Sara è forte, è lei che deve prenderne consapevolezza, e comunque vedi che c'è di nuovo la La ripartenza. Il ripartenza. problema è che c'è questa tendenza di passare un po' sopra la cosa senza veramente affrontarla più di un tanto. Quindi è meglio invece per una volta fare assoluta chiarezza, però vedi che c'è poi l'alleggerimento della cosa, c'è di nuovo una ripartenza molto appassionata, quindi dai, non è questione di tanto tempo. No, no, anche Eh, perché, cioè, voglio dire, questa carta qui ci fa... E questa poi. infatti. La stanza quando si parla di un comeback è... Cioè, ti ricordi il sorrisino, amore mio? mi ricordo. Abbiamo consumato il letto. Ma amore! No, sto scherzando, è una battuta. In quel giorno ero malato. Ma cosa dici? Avevamo no, ti ricordi? E l'ora mi sa che abbiamo raggiunto A San l'orario Fiore avevamo sotto... ambriaco. Facevamo il tifo. No, a San Fermo no, non era San Fermo. Sì, era San Fiore. A San Fiore, Avevamo avevamo le ore. Avevamo le ore. La tifoseria nel Sì, cortile. sì, Va bene, vabbè. ragazzi, dopo questi retroscena. Allora, vi ricordiamo quali sono adesso i prossimi appuntamenti per le Sì. dirette. Noi per questa Questa è una sera battuta perché è il nostro ridiamo e sponsor, scherziamo. Viventi. Scherzando, però si dice il vero. Va bene, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per aver trascorso questo tempo in nostra compagnia, Sì. per averci affidato le vostre Però domande. avevamo il tifo e la ora. Andiamo avanti. Vi ricordiamo che io tornerò alla diretta martedì alle 21:15, quindi se non siamo riusciti a rispondervi questa sera, io tornerò con questo spazio gratuito per rispondere alle vostre domande martedì 21:15, altrimenti insieme, se io ho di farvi 4 risate e di stare in nostra compagnia, di nuovo giovedì prossimo, sempre alle 19.